Campionati italiani di ciclocross. Ecco Vittorio Veneto, terra di memoria e di storia, d'arte e di sport. Vittorio Veneto è la città simbolo di un momento storico nazionale importante, come la conclusione della Grande Guerra. È medaglia d'oro al valor militare per l'attiva partecipazione della popolazione alla lotta di liberazione. È pure a pieno diritto città d'arte, ricca di chiese, monumenti e opere d'arte, città della musica, del vino. Situata lungo la statale di Alemagna, strada statale 51, ai piedi delle prealpi bellunesi e trevigiane, è attraversata dal fiume Meschio, in una posizione baricentrica rispetto ai monti e al mare, ad un'ora di macchina sia da Venezia che da Cortina. In passato era costituita da due centri di origine antichissima, limitrofi e autonomi, Ceneda e Serravalle, che nel 1866 si fusero per formare l'attuale comune di Vittorio Veneto. A mezza strada tra i due quartieri si è sviluppato intorno alla grande piazza del popolo l'attuale centro città e le sedi dei principali servizi amministrativi e istituzionali. Ricca quindi di belle chiese e antiche tradizioni, Vittorio Veneto racchiude numerose testimonianze artistico-culturali, ma per prima rappresenta la città dove si è conclusa vittoriosamente, tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre 1918, la Prima Guerra Mondiale. La testimonianza del Museo della Battaglia, che in vista del centenario dall'inizio della Grande Guerra sarà ampliato e rinnovato proprio in questi mesi, è forse la più completa per non dimenticare, ed è meta ogni anno di migliaia di visitatori. A poche centinaia di metri sulla collina delle Perdonanze, anche la trincea austro-ungarica, la Perdonanze-Stellung, riportata alla luce e ricostruita integralmente dagli alpini, sta a testimoniare il periodo bellico da cui la città uscì vittoriosamente. Tra le attrattive principali, la suggestiva piazza Flaminio a Serravalle. Notevole è anche la cattedrale settecentesca di Ceneda. Lo stesso Museo della Battaglia, ricavato nel palazzo della comunità cenedese e opera del Sansovino, il Museo del Cenedese. Il Castello di San Martino. Il Santuario di Santa Augusta e altre numerose chiese, ville e palazzi. Tra questi, assai importante il cinquecentesco Palazzo Minucci De Carlo, aperto al pubblico, che ospita raccolte di oggetti artistici, mobili, tappeti, arazzi, di grande interesse e valore culturale e storico. Decisamente interessante l'edificio trecentesco dell'ex ospedale, con l'annessa chiesetta di San Lorenzo dei Battuti, visitabile, decorata da affreschi del primo Quattrocento, attribuiti a vari maestri veneti. Oggi Vittorio Veneto si presenta come un importante centro artigianale e industriale, ma con una spiccata vocazione a consolidare la sua denominazione di città d'arte, della musica e del bambino. E si propone comunque sempre di più anche come meta turistica. Offre infatti notevoli possibilità di escursioni e passeggiate a piedi, a cavallo o in mountain bike. La mitezza del clima, unitamente al fascino delle bellezze naturali e artistiche, oltre all'interesse delle memorie storiche antiche e recenti, fanno dunque di questa città uno dei centri più suggestivi della Regione Veneto. Attualmente è anche al centro di un progetto regionale di valorizzazione turistica della Pedemontana, di cui è un comune capofila. Sicuramente anche nello sport la città della Vittoria ha recitato per anni un ruolo di primo piano. Qui da 8 anni parte la Treviso Marathon. Si corrono cronoscalate e rally di livello nazionale. Ma qui principalmente si svolge da 27 anni la finale del Challenge Triveneto di ciclocross. Qui, possiamo dirlo, è nata e vive la leggenda del ciclocross nazionale e mondiale, con l'indimenticabile Renato Longo, atleta tanto eccelso nella sua forza e nella sua volontà, quanto dotato ancora oggi di una modestia disarmante e di una accattivante disponibilità all'impegno verso lo sport e la comunità sportiva e civile.
Renato Longo, vera gloria sportiva, ha sviluppato quasi tutta la sua carriera nell'ambito del ciclocross, dove ha ottenuto numerosi successi vincendo per ben 5 volte il campionato del mondo di ciclocross negli anni 1959, 1962, 1964, 1965, 1967. Per 12 ha indossato la maglia tricolore di campione d'Italia di ciclocross negli anni 1959, 1960, 1962 e dal 1964 al 1972. Si è fatto valere anche su strada. 2 vittorie nel 1960, la prima tappa del Giro di Portogallo e il trofeo GP Fivizzano. Sono 27 anni ormai che il ciclocross triveneto e nazionale vivono una grande giornata a Vittorio Veneto nel mese di gennaio per la disputa della tappa finale del trofeo Triveneto, cioè il massimo circuito del ciclocross. Un evento che ogni anno viene atteso con impazienza dai numerosissimi appassionati della specialità e preparato con grande serietà e competenza dalla cicloturistica Vittorio Veneto dell'infaticabile presidente Giacomo Salvador, responsabile da anni dell'intero circuito del Gran Premio. In realtà sarà nel 2012 la 32esima edizione del Gran Premio Trofeo Triveneto e appunto 27esimo Gran Premio di ciclocross città di Vittorio Veneto. È il momento, come ha detto il sindaco della città Gian Antonio Darè, ex dilettante della gloriosa Unione Ciclistica Vittorio Veneto, nel quale si rinnova e si rinsalda in modo particolare un legame atavico proprio tra i vittoriesi, i trevigiani, i veneti e il mondo del ciclismo più crudo, faticoso e per questo più vero e affascinante, che garantisce le emozioni che pochi sport riescono a dare. E questo offre un'immagine del ciclismo che si ripercuote positivamente nella sua promozione, nella partecipazione e richiamo anche per i giovani. Una manifestazione, quella organizzata a Vittorio Veneto, che è cresciuta esponenzialmente negli anni, grazie anche allo splendido scenario nel quale viene ospitata, l'area Fenderl, un pezzo di verde incontaminato nel centro cittadino, alle pendici del Monte Altare, dove viene ricavato ogni anno uno splendido e impegnativo tracciato nella zona più suggestiva e particolarmente dedicata a questi sport che la città, con le sue colline e i suoi anfiteatri naturali, dispone tuttavia in quantità.